Eccoci, buonasera. Tappa del Festival Liquida, a me spettano come Presidente di Liberos i ringraziamenti per chi ha reso possibile questo incontro in questo posto. Quindi grazie all'Accademia di Belle Arti che gestisce l'ex Matatoio, all'assessorato alla cultura del Comune di Sassari che di volta in volta ci mette a disposizione questo posto bellissimo che ancora una volta è diventato necessario per le tante persone che stanno arrivando e grazie a tutti per appunto, a tutti per esserci. Il Festival Liquida esiste grazie al finanziamento della Regione Sardegna assessorata alla cultura e della Fondazione Sardegna. È un festival che si svolge alla Basilica di Saccargia ogni anno a fine luglio ed è organizzato dal Comune di Codrongianus, rappresentato, grazie comunque anche di essere qui, anche agli amici di Codrongianos. Io non dico altro perché ci sono un po' di cose che mi leva deve dire, grazie però, stavo dimenticando, associazione Transport Sassari, la società umanitaria che ci sta dando la possibilità di fare dopo il reading, dopo la diretta del libro ci sarà anche il reading di Iole e quindi se ho dimenticato qualcosa aggiungi tu. Buona serata. Ciao, io sono Nina Bozzau e 2 anni fa ho fondato un'associazione che si chiama Transupport Sassari che si occupa di aiutare le persone trans del nord Sardegna in particolare nell'accedere ai servizi che non esistono qua in Sardegna, quindi ce li stiamo praticamente inventando e stiamo raccogliendo dei fondi per fare in modo di finanziare le spese mediche delle persone trans che ne hanno bisogno. La storia di questa associazione è semplicemente il fatto che io e la mia collega Elisa abbiamo pensato che fosse impensabile che le persone trans venissero così abbandonate a loro stesse e quindi abbiamo deciso che siccome non volevamo far passare alle altre persone quello che abbiamo passato noi, era giusto dare una mano. L'organizzazione di questo evento nasce in vista del 21 marzo, che è la giornata della visibilità trans, quindi una giornata in cui si celebrano le vite trans e l'esistenza trans, e quindi abbiamo deciso di organizzare questa giornata in cui abbiamo invitato questa fantastica fumettista che è Iole, in arte Fumetti Brutti. Ciao! Perché ne discutevamo anche prima in macchina, penso che il fumetto sia probabilmente l'arma più efficace per arrivare dritti al punto senza fare troppi giri di parole. Un'immagine con una didascalia lo fa. Al nostro banchetto troverete una cassa nel caso vogliate lasciare una piccola donazione che servirà per finanziare i percorsi di affermazione di genere delle persone trans del Nord Sardegna. Ci sarà anche la possibilità di scansionare il QR code per una ricerca che sta svolgendo una compagna della collettiva Barrosa che studia le dinamiche di violenza nelle persone trans, non-binary, nelle donne lesbiche, nelle donne bisessuali, in funzione dei loro rapporti di coppia, insomma. C'è anche la raccolta firme per firmare per un aborto libero e sicuro, quindi alla fine quando potrete uscire e acquistare i fumetti di Iole, se passate anche lì al banchetto ci trovate là. Allora, innanzitutto
giudichiamo il libro dalla copertina. Questo scheletro che hai disegnato, che è, secondo me è un'immagine fantastica. Come ti è venuta in mente l'idea di dare a questa copertina a questo fumetto? Ma allora, la prima volta che ho fatto questa domanda riguardo alla copertina, perché tutti si limitano semplicemente a dire che l'hanno colpito molto questa immagine, e nessuno mi ha chiesto il significato. Ecco, c'è scritto anche all'interno del libro, come dicevamo prima, dopo questa conversazione ci sarà un su certe parti del fumetto, e il motivo per cui non me lo leggo tutto e in realtà appunto non c'è nemmeno questo pezzo che spiega il motivo di questa copertina, è perché devo convincerti a comprarlo, insomma, in qualche modo. E quindi ecco, diciamo che questa è una di quelle cose che nel review non si racconta, quindi mi fa piacere dirla adesso, perché io ricordo nel 2000, credo che fosse il 2012 o 2013, non mi ricordo esattamente la data, ma stavo preparando un esame per l'accademia ed ero chiusa in casa a disegnare. E a un certo punto, erano giorni che ero chiusa in casa, a un certo punto con la televisione accesa sono capitata su, su un programma RAI che, al di là di certe tecnologie che comunque facevano riferimento a tutto quello che si sapeva delle persone trans fino al 2013, quindi diciamo che per un certo senso la tecnologia un po' non adeguata gliel'ho perdonata da subito, perché in realtà è una storia molto forte, raccontava di questa storia di queste due sorelle, entrambe transgender, che abitavano a Torino e che entrambe facevano l'asset worker, cioè facevano le prostitute in strada, e la storia cioè la storia di queste due donne era dentro questo programma, cioè, si chiama Oggi Amore Criminale, c'è ancora su Replay, quindi se volete recuperarlo, ripeto, nonostante la terminologia che può essere ad oggi un po' desueta, però in realtà dà delle informazioni e racconta una storia fatta molto bene, secondo me. Raccontavano i casi di queste due sorelle, entrambe morte per mano di uomini. La prima non in diritto, praticamente non è stata uccisa dal compagno, mentre la seconda sì. E la cosa assurda, secondo me, della storia della seconda sorella della sorella minore uccisa dal compagno è che appunto poi lui si è sbarazzato del corpo, diciamo, in modo da non farsi trovare, da non farlo trovare, fino a quando poi non si è poi denunciato per dove si trovava questa persona, questa ragazza, e quando hanno recuperato il corpo di questa, cioè i resti, perché sapevano adesso dove andare a cercare, e la cosa che ha colpito subito le persone che non ho trovato era l'immagine di questo scheletro con le protesi intatte, e l'ho trovata un'immagine veramente drammatica, molto potente, e soprattutto faceva anche, cioè, è anche un po' quello che racconta secondo me meglio da alcune esperienze trans, soprattutto quelle medicalizzate o che hanno fatto delle operazioni. Perché comunque il mio punto di vista in questo libro è il punto di vista di una persona trans medicalizzata e che ha fatto non solo cura ormonale ma anche interventi chirurgici, e questo non significa che la mia esperienza sia più valida di altri che invece non fanno terapia ormonale. Però in questo caso mi sono rivista molto in questa immagine, perché secondo me c'è ancora oggi troppo l'idea che l'essere naturale in qualche modo sia più importante, sia elevato, no? La bellezza naturale, che poi cos'è questa bellezza naturale non lo so, io vedo tantissimi TikTok ad esempio con delle battute sul fatto che ci sono degli uomini che vogliono al naturale, senza trucco, per poi scoprire che in realtà il naturale che intendono loro è un trucco molto più sofisticato, in modo tale che non si veda che una ragazza si trucchi. Però appunto mi sembrava un ottimo modo per combattere lo stereotipo, e poi era come mi sentivo in realtà, perché alla fine, ripeto, c'è troppo accanimento su questa cosa del essere naturali, della biologia, anche certe battute che per alcuni saranno battute, per me ovviamente nei miei confronti sono insulti, sul fatto che comunque io ho un cromosoma XY e quindi rimarrò uomo a vita secondo questa regola.
e io non so come dirlo, non me ne frega niente. Cioè, allora il punto qual è? Che io sono dell'idea che alla fine non posso permettere ad altre persone di offendermi sulla mia identità, perché a nessuno verrebbe in mente di insultare qualcuno solo in quanto uomo, cisgender, oppure solo in quanto donna cisgender. Ah, stavo scherzando. Sì. Però in realtà appunto il fatto stesso che le persone mi offendono sulla mia identità trans, questa cosa non va bene, ma nel momento in cui io utilizzo lo stesso linguaggio per raccontare la mia esperienza, sono sicura che acquisti completamente un altro valore, quindi ho deciso anche di ricordarle queste due sorelle all'interno del libro, infatti ne parlo e sono contenta che abbiamo cominciato in questo modo perché non è stata data una pena congrua a queste persone che hanno fatto questo a quelle due ragazze e questo ha a che fare con ciò che pensiamo delle persone trans ancora oggi in Italia. Noi veniamo visti un po' come cittadini di serie B e non è così, non hanno ancora incontrato le trans sbagliate. Queste le informazioni ma non veramente tante, spiegherò il motivo. È solo un'informazione, ma in sostanza dopo le parole di Trump sul fatto che le persone transgender non esistono, a quanto pare moltissime persone transgender negli Stati Uniti si sono armate. Non ho detto niente. Dati di fatto, insomma. Sempre rimanendo sulla copertina, collegandoci all'illustrazione, il lavoro che hai fatto con questo scheletro, insomma, è stato un pochino anche ricostruire quell'immagine drammatica e renderlo un momento piacevole. Abbiamo uno scheletro rilassato, così con gli occhiali da sole. Tutte le mie cose belle sono rifatte. È un po' un invito, o meglio, io l'ho detto così, poi magari potrei elaborare. È un invito al fatto che per migliorare una cosa noi esseri umani possiamo anche distruggerla e ricostruirla da capo, cioè non stiamo parlando solo del nostro corpo in quanto persone trans, che magari facciamo degli interventi chirurgici per avere delle parti del nostro corpo che vediamo meglio, ecco, insomma, ma non può essere anche il punto di vista di una società che per migliorare va completamente distrutta e rifatta. È una bellissima visione. Non sono arrivato tanto in profondità, cioè semplicemente l'immagine di una persona rilassata, perché come mi sento, però mi sento di condividere le tue parole e le tue riflessioni anche perché appunto in altri contesti, con altri libri, io ho sempre parlato di questo, cioè il fatto di distruggere, sicuramente si tratta non solo di una provocazione, ma di una visione, e riguardante il fatto che questa società comunque non accetta in realtà le persone transgender e le accetta solo in facciata, non prendiamoci in giro, nel senso di questo fatto stiamo parlando, altrimenti non saremmo qui a lamentarcene. Non è il mio sport preferito lamentarmi, ecco. Diciamo che a un certo punto mi è capitato anche di essere stata definita come moralista, ma io vorrei dire che dopo 20 anni di Berlusconi non sono io moralista, è semplicemente che nessuno aveva un minimo di buonsenso, probabilmente fino a questo momento, perché altrimenti non avremmo visto questo ventennio, quantomeno. Però rispetto al disegno, alla copertina, sinceramente, io penso più che altro una cosa, soprattutto riguardo al titolo. Io ho una storia molto divertente su questo titolo e non ci sono le parolacce, pensate un po'. In sostanza mi stavo preparando per il red carpet di Venezia, per il cinema, per il Festival del Cinema di Venezia, stiamo parlando del 2022 credo, e con la mia gente avevamo trovato questo stilista che mi stava proponendo degli abiti che poi avrei messo sul carpet, è tutto online, quindi anche Geppi Cucciari per spendere 15 anni ha preso quella foto e ho pensato, vabbè, tutte le foto che esistono in rete ho preso proprio quella del red carpet, forse perché è più istituzionale appunto. E il fatto è questo, che quel vestito aveva questo spacco lunghissimo fin sotto l'ombelico. E mentre me lo provavo, la mia gente mi ha guardata e mi ha detto: Cavoli, Iole, hai proprio un bello ombelico. E io ho riflettuto che anche il mio ombelico, di fatto, non spiegherò la scomodità di aver fatto anche l'ombelico, né perché è successo, semplicemente è successo che sono ad un certo punto nel mezzo del cammino della città, che è rifatto anche l'ombelico, e
Però appunto mi è sembrato molto divertente provare a raccontare la mia storia dal punto di vista di tutto quello che poi ho modificato del mio corpo, appunto poi come disamina, no, della società, del corpo trans in questa società. E poi Marie Per ha votato quel vestito 5 su 10, non sono assolutamente d'accordo, e ha suonato con, cioè ha proprio scritto in calce i fumetti brutti ma vestiti pure. Io non sono d'accordo. Cioè, finalmente dopo anni posso dirlo, non ero assolutamente d'accordo perché mi piaceva, essere talmente bello, il mio stilista era bravissimo, era cioè, un genio, quindi nel senso quando ho visto quelle parole ho detto vabbè, succederà un giorno che finalmente racconti, no, sono indignata. Il vestito era molto bello. Comunque sì, in realtà volevo esprimere un po' di rilassatezza. Io non sono in realtà la persona che è sempre pesante, che si lamenta, eccetera. Io ero anche una gran, sono sempre stata una gran coglione. E il fatto è che però con questa legge negli Stati Uniti, perché poi ricordiamoci che io sono diventata famosa grazie a Instagram e i social, che però queste aziende, appunto essendo aziende private, hanno poi cioè, la propria sede legale, ha a che fare con lo Stato dove appunto hanno la sede legale. E quindi negli Stati Uniti, nel momento in cui è arrivata questa legge che vietava contenuti in qualche modo sessuerotici, perché queste app dovevano diventare app per famiglie, hanno completamente cioè, bannato questo tipo di contenuti su cui io ho scherzato abbondantemente, che effettivamente essendo battute del mio quotidiano, semplicemente quando mi trovavo a disegnarle io scherzavo sopra, ridevo e quindi poi le pubblicavo e sperando di far ridere anche qualcun altro insieme a me della mia quell'immagine. Però da quando cioè, è venuta questa legge io semplicemente ho smesso di divertirmi su Instagram, non ho più pubblicato molto come dicevo prima, anzi mi sono pure un po' troppo adeguata a quello schema di, cioè sapevo bene o male quali battute potevano andare e quali no, e quindi fondamentalmente il mio cervello era con le battute che dovevano assolutamente fluire in qualcosa, sono fluite tutte in questo libro, per questo è un libro estremamente drammatico, ma a mio avviso anche molto divertente, perché appunto ero piena di merda nel cervello e l'ho messa tutta dentro il libro, tra le pagine. E niente, questo, secondo me questo spiega molto meglio di me, cioè anche riguardo alla copertina e al fatto che comunque non si può piacere a chiunque, io su questa e capisco anche che la lettura può essere una lettura difficile, ma non si può piacere a chiunque, questo Meloni lo sa. Non mi piace Meloni. Sì, è un libro pesante a tratti, però anche molto divertente da leggere. Secondo me crea proprio la possibilità di immergersi in maniera completa all'interno dell'esperienza di una persona trans in Italia. E, e come ad esempio mi è capitato di chiacchierare prima della presentazione di questo libro, mi hanno chiesto ma com'è simpatico, divertente fare il libro. E gli ho detto, boh, non lo so, immaginati l'esperienza di una persona trans in Italia e quindi ti fa ridere, insomma. Io rido per un pianto, però sì, a me la sua idea un po' mi fa sorridere, capito? Quindi ho capito che sono divertente. Però se tu devi sempre renderlo un po' come una cosa divertente, poi il dramma ci vuole un po' nella vita. Cioè, diciamo ecco che rispetto a un film che ha i propri tempi, quindi quando tu ti metti davanti a un film, sì, è vero, nel senso possiamo sempre stopparlo, però diciamo che in generale il film decide il tempo di fruizione di un'opera, mentre il fumetto, ancora più di un libro, secondo me, tu puoi decidere sempre il tempo di lettura del fumetto e questa cosa mi tornava utile anche perché molto spesso i feedback che poi ho ricevuto dopo la lettura di tutti i miei libri è stato a un certo punto ho dovuto chiudere il libro e l'ho dovuto riprendere dopo perché comunque ci sono delle cose anche abbastanza pesanti oltre, cioè la cosa assurda è che adesso lo sto raccontando come una cosa drammatica in realtà fa anche un po' ridere secondo me però è secondo me, ecco, il fumetto riesce a riportare questa esperienza anche per come è stata scandita nella mia mente e sono anni praticamente che facendo fumetti cerco questa formula e adesso
nel senso che l'ho trovata, spero di continuare a riprenderla qualche volta. Spoiler, non si leggono tanti fumetti in Italia, quindi adesso sto scrivendo un romanzo. Cioè, perché a un certo punto devo pure campare, quindi ho fatto anche questo. Però diciamo che per me il fumetto resta una cioè, della possibilità di funzione di un'opera più potenti e più agili che abbiamo in questo periodo storico. Lo vediamo anche in qualche modo con i meme, che sono un'immagine con del testo che ci spingono a una riflessione o a una risata, e questa cosa i fumetti l'hanno sempre fatta, solo che i fumetti sono diventati ancora estremamente popolari come quanto i meme, ma prima o poi ce la faranno anche i fumetti in qualche modo. Quindi in realtà appunto il mio essere fumettista è una rivendicazione esattamente come il mio essere trans, è tutto insieme, cioè nella vita mi dovevo lamentare per forza, dovevo a tutti questi combattere. Una delle mie primissime battaglie era quella di disegno. Io potrei in questo momento fare una domanda al pubblico, se non permetti, e adesso voi dovete interagire con noi, ma non dovete parlare, dovete alzare la mano. Alzi la mano chi sa disegnare. Allora, io direi a tutto la sala, sono più persone che sanno disegnare di quelle che sono capitate fino ad oggi. Quando facevo questa domanda, comunque sarete una ventina, tra i 20 e i 30, comunque, visto più o meno. Adesso però devono alzare la mano tutte le persone che sanno scrivere a mano. A scrivere a mano. Io ho una notizia per voi sapete disegnare. La cosa allucinante è che era una delle mie primissime battaglie. La cosa allucinante è che le persone credono che il disegno sia un bel disegno. Ignoriamo completamente che disegnare non ha nulla a che vedere con la copia realistica del reale o della natura, e se disegnare si tratta solo di esprimersi con dei segni che non siano soltanto la scrittura, ma che sia anche la rappresentazione di quello che sentiamo dentro o di quello che stiamo vedendo. E molte persone si spaventano del foglio bianco, ma sicuro che il foglio bianco è un problema che hanno tutte e tutti. Addirittura mi ricordo questa storia cioè, che raccontava Calvino. Calvino scriveva a mano i suoi libri e diceva che era un mestiere faticoso, perché comunque il fatto stesso, e poi lo vedremo anche nei libri, il fatto stesso di fare fumetti, comunque, che stai seduta a disegnare, non è esattamente la stessa cosa di scrivere su un computer un romanzo, perché comunque scrivere ti dà la possibilità di rimanere in una certa posizione e muovere sulle dita, mentre il disegno è tutto, è schiena, è braccio, è fisioterapista, è palestra, mi raccomando, chiunque disegni per lavoro faccia sempre palestra. Perché comunque è un lavoro molto faticoso, questa cosa poi la trasmettevano anche gli istruttori che poi invece scrivevano a mano, perché comunque è un mestiere difficile, proprio anche pesante a livello fisico, e il fatto che ci siamo fermati ormai all'importanza dell'immagine, come se fosse una cosa a tutti i costi, dobbiamo per forza realizzare delle belle immagini, soprattutto in questi giorni in cui ho la bacheca in base di questi filtri libri che mi sono usciti dalle orecchie non mi passa più. Secondo me è una bella cosa che chiunque di voi può fare una volta che torna a casa, è prendere un foglio e disegnare quello che gli viene, perché molto spesso una delle cose che ci hanno bloccate e bloccati è il giudizio degli altri. Io mi sono chiamata fumetti brutti proprio perché non ne potevo più di essere giudicata nel mio modo di rappresentare la mia realtà. E nonostante io abbia fatto degli studi accademici, ho imparato a disegnare, riesco anche a copiare adeguatamente la realtà, la natura, eccetera, quindi riesco anche a fare dei disegni realistici, ma non era assolutamente questo che mi interessava, anche perché le mie storie non si sposavano con quel tipo di disegno, e quindi è anche stata questa un'altra battaglia. Io vi giuro che in realtà mi diverto durante la giornata, non sto solamente a lamentarmi, a combattere contro i mulini a vento, io mi diverto davvero a disegnare e a raccontarvi questi miei fatti, anche perché sennò penso che semplicemente vivere la mia vita murata in casa a lavorare e basta. Cioè è bello anche lavorare in casa per poi uscire e raccontarvi queste storie, però dovete almeno un po' promettermi che in qualche modo ci proverete e ve ne fregherete delle persone che vi dicono che non sapete fare neanche un altro bicchiere, perché, e questo ve lo dico, ha vinto un importante premio, un fumetto fatto solo di puntini, perché il fumetto è il linguaggio e ha a che fare sì con il disegno, ma soprattutto con come metti in correlazione i segni tra di loro. Io li ho messi in correlazione così.
Io sono molto soddisfatta, sinceramente, sono molto orgogliosa dei miei disegni. A me piacciono così, non riesco a immaginare in un altro modo, anche perché la mia vita è così, è storta, ma mi piace e non mi interessa quello che pensano gli altri. Facciamo un altro paio di domande qui andiamo avanti, perché allora, se sei d'accordo, mi butterei un po' più sul politico. Tanto non è che stavamo facendo niente di diverso prima. La prima domanda, l'importanza che da attiviste trans dovremmo dare alla giornata della visibilità trans è anche in riferimento all'ultimo fumetto che ho pubblicato su Instagram, l'importanza che dobbiamo dare proprio ai nostri corpi e alle nostre esistenze nella vita pubblica. Come si concretizza questa cosa? Che picchiamo la gente. E la, non confermerò nulla in un tribunale. Ma il fatto è questo, innanzitutto non dovrebbe essere questo il fatto stesso di doversi assolutamente sempre mostrare durante una giornata in particolare, anche perché io ad esempio la giornata della visibilità trans la vivo tutti i giorni. Il fatto è che noi in questa giornata magari decidiamo che per un giorno ce lo prendiamo di festa in modo tale da celebrare la nostra presenza su questo schifo di mondo come chiunque altro può pensare le stesse identiche parole, però la vita a volte è bella e ci piace, quindi decidiamo di manifestare in questo modo, con la nostra sensibilità, con il nostro impegno politico, perché purtroppo ancora oggi il corpo trans è e resta un corpo politico, il nostro malgrado per fortuna comunque, perché la verità è che come anche vedremo nel reading, attraversare uno spazio pubblico in quanto trans significa comunque mettere in discussione delle cose che sono date per certe. Sicuramente io, rispetto a questo fumetto che hai citato prima, che ho pubblicato su Instagram, devo dire una cosa, io non potevo censurare la parola Trump, le parole Trump e Musk, scrivendo quella vignetta, ma quello che è successo è che Instagram mi ha un po' abbassato la visibilità di quella vignetta. Però ci sono ben altre parole che dovrebbero essere censurate, non Trump e Musk, nel senso, sì, saranno brutte, ormai le ricorderemo, almeno io le ricordo come brutte parole ormai. Però diciamo che in generale mi sono detta, preferisco scriverla così che cercare di sviare l'algoritmo e effettivamente quello che ho fatto. Però questo ci fa un po' capire che cosa serve anche, secondo me, la giornata della visibilità trans. Cioè noi dobbiamo raccontarci, dobbiamo farci vedere, dobbiamo manifestare anche perché dobbiamo farlo noi anche quanto possibilità di farlo, perché anche rispetto a dei dati che ho letto sulle vittime di transfobia dell'anno scorso, almeno dei dati dall'Europa. Ci sono state almeno 350 vittime trans. E la cosa drammatica è che di queste 350 persone noi siamo sicure che fossero trans, mentre di tutte le altre noi non ne abbiamo idea. Semplicemente perché nella morte le persone trans subiscono una doppia violenza nel momento in cui i parenti o amici decidono di seppellirle col nome che era e il genere assegnato loro alla nascita. Non sto qui a cercare di spiegarvi come questo sia un problema e come sia drammatica per noi questa consapevolezza e l'importanza dire noi ci siamo, esistiamo, continueremo a esistere nonostante le parole di Trump è molto importante, anche perché l'idea che non esista un terzo, in qualche modo un terzo genere o comunque le persone trans è una retorica un po' bianca, se mi concedete questa parola, anche perché in realtà ad esempio una cosa che ho imparato anche da un film, che in realtà è un film molto famoso, è stato molto famoso anche in Italia, Piccolo Grande Uomo con Dustin Hoffman. Lui frequenta questi nativi americani e a un certo punto c'è una persona che fa un cambio di genere. Senza ormoni, senza chirurgia, semplicemente nel loro modo di essere, questa persona vive il suo genere in un altro modo rispetto ai suoi compagni appunto, del loro gruppo. E questo secondo me fa un po' capire quanto secondo me le persone trans siano state in qualche modo cancellate dalla storia. Per farvi un esempio, adesso
una notizia che ho letto recentemente, grazie alla Stai Zitta, Giulia Pagarelli su Instagram. Praticamente sono state trovati dei testi di donne scritti nel Medioevo. Questo chiaramente cambia un po' le carte in tavola, nel senso che alla fine la storia che ci hanno raccontato è la storia probabilmente di quelli che hanno avuto la possibilità di raccontarla, ecco, e quindi principalmente di uomini che avevano una visione colonialista della terra, del mondo e della società, quindi anche dei corpi delle donne. Voi immaginate, ecco, soltanto questo, se la storia delle donne come ci è stata fino ad oggi è stata cancellata, in qualche modo, e a scuola studiamo molte meno donne rispetto a quelle che poi hanno fatto la storia, studiamo molte meno donne di quelle che poi hanno fatto la storia dell'arte. In tutto questo le persone trans dove si collocano? Mi sembra che abbiamo già dato una risposta, ma se non fosse abbastanza c'è questa serie di Shonda Rhimes che si chiama Transparent, dove durante la prima stagione si vede proprio la scena di questo luogo che viene assaltato dai nazisti dove i libri vengono distrutti. Ecco, quella libreria era un posto dove venivano conservati studi di genere, che poi i nazisti hanno preso e hanno distrutto, ed erano studi di genere che già si interrogavano non solo sul femminismo, ma anche sulla questione dell'identità trans. Tant'è che abbiamo questa storia pazzesca, diventata poi famosa grazie a Vedere Shirley, che è un film che è diventato parecchio famoso, la storia di Lily Elm, che è la prima donna trans di cui noi conosciamo la storia come donna trans operata, quindi che ha fatto un'operazione chirurgico del cambio di sesso e anche che ha provato ad fare anche un innesto di utero e poi è conseguentemente morta perché non avevano la tecnologia adeguata per una cosa del genere, ma che già avevano provato a fare, ecco. E il fatto stesso che ci sia una sola storia a me sembra un po', cioè nel senso mi sembra assurdo che ne conosciamo soltanto una, ecco. Secondo me è molto più semplice che invece si sia arrivata alla storia più famosa, ecco. Ripeto, quello che è stato fatto alle donne può essere fatto a qualsiasi altra popolazione, a qualsiasi altra persona, a qualsiasi altra identità, e non faccio fatica a credere che l'identità trans sia sempre stata cancellata e schiacciata, anche quando abbiamo letto i testi e le storie di persone che non si identificavano in un genere preciso, che non si sentivano né maschi né femmine, e stiamo parlando di scrittrici che poi sono passate alla storia come donne o scrittori che sono passati alla storia come uomini. Quindi direi che è sempre lì la possibilità di cioè è sempre uno sport che dobbiamo tenere bene a mente, la possibilità di essere cancellate, per questo è molto importante, invece essere visibili, battersi e manifestare soprattutto. Allora, se sei d'accordo, siccome hai risposto già all'eventuale domanda che ti avrei fatto, passiamo al reading. Ok, perfetto. Direi che adesso cominciamo con questo reading. Sì. E poi una piccola introduzione che in realtà adesso vi succedo, lo faccio anche però va bene, dai, cominciamo. Ok. Innanzitutto grazie per essere rimasti davanti a noi e